Pronto? Scusate, iniziamo con qualche minuto di ritardo rispetto al solito, come saprete. Noi diciamo alle 18, per iniziare alle 18:15 col quarto d'ora accademico necessario alle persone che sempre benvenute ci seguono in questa avventura dei martedì letterari, dove in piena libertà di pensiero, in piena autonomia si continua a parlare di cultura in questa città, che dovrebbe avere in questa particolare attività del pensiero la sua grande risorsa unica, rinnovabile per fortuna e infinita, contrariamente alle altre materie prime. Quindi noi continuiamo a battere perché questa avvenga. Prima alcune comunicazioni di servizio. Oggi, grazie agli amici Giuseppe e Gino, fa l'esordio l'amplificazione, perché l'ultimo martedì abbiamo avuto problemi parlando senza amplificazione a raggiungere tutti quanti. Oggi, grazie all'amicizia e alla professionalità di queste due persone, abbiamo anche l'amplificazione. Abbiamo anche la diretta web in streaming su Facebook, sulla pagina Facebook dei martedì letterari, e comunque l'intera serata sarà visibile sulla pagina YouTube dei martedì letterari, che si chiama ovviamente martedì letterari. Quindi chi vuole seguirci anche a distanza lo può fare. L'ultima puntata della nostra rassegna, quella in cui abbiamo parlato di Maricia Sodu, la maestra di Barbaglia, ha avuto oltre 3.000 visualizzazioni, che significa che comunque anche chi non può essere materialmente presente qui ci segue, e le cose che diciamo comunque suscitano abbastanza interesse. Scusate, mi devo dilungare con altre due comunicazioni di servizio. Una è questa, che l'intervento che ho fatto come presidente di questa benemerita associazione, l'unica tra l'altro a loro, che lavora veramente senza scopo di lucro, e questa è un'eccezione più unica che rara in questo periodo in cui volano le centinaia di migliaia di euro verso persone improbabili che i più non conoscono, che volano per attività culturali che nessuno conosce, di cui nessuno sa nulla. Noi invece continuiamo a lavorare gratuitamente, senza altri interessi se non quello di avere il piacere immenso di poter parlare tra persone che condividono la stessa sensibilità nei confronti della letteratura e della cultura in senso più generale. Allora, il mio ultimo intervento a nome dell'associazione sull'uso dei contributi e dei beni culturali cittadini ha avuto un riscontro nell'amministrazione comunale. Ieri se ne è parlato in consiglio comunale, il sindaco ha avuto anche parole di apprezzamento per la nostra attività, sia per l'associazione Martedì Letterari, sia per l'associazione marziniana presieduta da Neco Pau, che si è battuta in particolare per l'uso quantomeno improprio che si vorrebbe fare della casa natale di Sebastiano Sata. Il sindaco ha detto che la decisione comunque presa, che però è disposto a fare un ulteriore approfondimento, per cui venerdì saremo col sindaco, con la commissione cultura del consiglio comunale a casa di Sebastiano Sata, per fare un sopralluogo in cui si approfondiranno le due posizioni. La nostra, che sostiene che la carne natale non possa che avere la destinazione quella di diventare il simbolo del Valle di Sardegna, come un tempo era chiamato Sebastiano Sata, colui per il quale si scomodò uno dei più grandi artisti mondiali, Costantino Nicola, per fare una piazza meravigliosa, oggi purtroppo non adeguatamente valorizzata, e poi c'è il sindaco, che invece è per una destinazione più anche abbastanza nebulosa, perché questa officina digitale poi è difficile riempire di contenuti.
Nel frattempo la nostra attività supera i confini municipali, le mura, la cinta daziaria, perché abbiamo riscontrato dell'interesse in analoghe associazioni ad orgali, e qui c'è Francesco Ticca che rappresenta questa bella realtà, per cui a fine aprile faremo un martedì letterario in trasferta ad Dorgali, nella villa antica di Dorgali, quella del paese, non quella di Calagonone, e parleremo di un personaggio straordinario dorgalese che inventò il cinema sonoro in realtà. Poi questa invenzione si perse nei meandri, fu trafugata, insomma c'è tutta una storia interessante da raccontare, finché poi una nipote di questo personaggio, quest'artista dorgalese che aveva inventato questo non ritrovò il brevetto nell'archivio di Stato, insomma, quindi da Saniscola ci viene ugualmente una richiesta di collaborazione dall'associazione Luigi Giorgiano, perché loro che hanno tutto il fondo Giorgiano eccetera, consapevoli del fatto che questo grande avvocato e anche importante uomo politico sardo ebbe il suo fulcro di interesse soprattutto al numero, anche se rimase sempre profondamente legato alla sua comunità di origine, Siniscola, e quindi ritengono di costituire quest'asse culturale numero Siniscola per il nome di questa grande figura. E qui con le comunicazioni di servizio sono andate anche oltre, abbiamo finito. Ci dedichiamo invece all'argomento della serata di oggi, che non poteva essere diversamente dedicata alla giornata internazionale della donna, la cui celebrazione cade domani, però noi, siccome il calendario quello è il martedì cade di sede, quindi noi ne parliamo oggi, però faremo il bis martedì prossimo, il 14, parlando del libro di Bastiana Madau, Maestra dell'Università Sconosciuta, dove racconta storie di donne di Barbagia che sono state maestre di mestieri, ciascuna nella propria realtà comunale, per assumere poi al valore universale, pensiamo alle tessitrici, per produrre sapere antico, rendendolo moderno, rendendolo fruibile, rendendolo anche tramandandolo a chi poi si dedicherà in futuro a queste attività. Oggi parliamo completamente dei temi femminili, non poteva che essere così, quindi alla mia destra Battestina Foddai, che per gran parte della sua vita ha fatto la ginecologa, adesso in pensione, ci parlerà delle professioni al femminile, delle altre professioni al femminile con le grandi eccellenze ma anche con i grandi problemi che una donna incontra per farsi strada come meriterebbe la propria qualità personale rispetto agli uomini che invece hanno, come dire, quantomeno la strada agevolata. Mentre invece per la mia sinistra c'è Maria Antonietta Uras, che è stata a lungo, fino a poco tempo fa, sindaco di Giave, una vita dedicata alla politica oltre che alle attività imprenditoriali e culturali, quindi una donna che interpreta nella maniera più complessa la figura dell'affermazione femminile, che racconterà non solo la sua esperienza ma anche gioie e dolori dell'essere per donne nelle istituzioni in Sardegna. Grazie. Prima, siccome questa serata è organizzata in collaborazione con il Rotary Club, darò la parola al Presidente del Rotary, Gian Pietro Neri, per un breve saluto. E intanto, sempre al Presidente del Rotary, nel tavolino in fondo sono in vendita i libri di Lucia Becchere, che è qui fra noi, Storia di Maria, una bella storia al femminile, una storia che raccoglie in versione letteraria tutti i temi del codice barbaricino. È un libro veramente interessante, l'abbiamo presentato qui l'anno scorso, è in vendita per beneficenza, il ricavato della vendita verrà donato in beneficenza dal Rotary, quindi chi vuole può, fin da ora può acquistarlo.
E ora passo la parola a Gian Pietronelli che darà un saluto all'uditorio. Grazie a tutti per essere qui stasera presenti a questa iniziativa. Il Rotary è siamo forse come Angelo, anche noi siamo senza scopo di lucro, dedichiamo un anno, il Presidente dedica un anno del proprio tempo a fare tutto quello che può per raccogliere dei fondi da utilizzare a vantaggio di persone o di attività che necessitano di essere sostenute. Questione di visibilità, ho capito. Esigenza televisiva. Evidenza delle streaming. E quindi tutti i soci del club fanno questo tipo di cose. Quindi ogni attività è dedicata agli altri e lo facciamo molto volentieri. Relativamente all'argomento avevo pensato di dire qualcosa, ma non voglio dilungarmi molto, anche perché abbiamo due relatrici che sono molto valide. Battistina è socia del club, era past president, è stata presidente l'anno scorso, quindi avrà modo di parlare molto dell'attività delle donne nelle professioni. Io quando ogni volta che penso alla festa della donna, o delle volte mi domando per quale motivo. Non perché non sia necessario ricordare le donne, o ricordare che le donne hanno un loro peso specifico nella società o che siano importanti, perché lo siamo tutti. Mi dà ancora fastidio il fatto che dopo tantissimi anni ancora si debba fare questo tipo di valutazione, cioè siamo tutti uguali, tutti quanti dobbiamo avere le stesse opportunità e le stesse possibilità. Non è così, le donne vivono ancora in condizioni svantaggiate in moltissime parti del mondo, sono maltrattate e abusate sempre di più, senza a volte capire neanche la motivazione di queste cose. Un'altra nota, Rotary ha molte donne nel proprio organico numero, ma in tutto il nostro distretto. Sono tutte molto impegnate e molto valide. Sarà governatrice del Rotary una presidente di Oristano fra 2 anni, e quest'anno abbiamo la presidente Jennifer Close, che è la prima presidente donna del Rotary International, un avvocato canadese, presidente di una società di media, un avvocato, che sta imprimendo al Rotary un impegno alla valorizzazione di donne e delle giovani generazioni. E questo secondo me è ancora molto importante. Pensate che le donne sono state ammesse nel Rotary nel 1989. Mi raccontava un socio anziano non di età ma di presenza nel club, che questa cosa venne vista in maniera un po' negativa a suo tempo, perché sa cosa succedeva, vanno tutte queste signore dentro il club dove sono i maschi, dove la sera erano abituati magari a fermarsi a bere un bicchiere in più. Non è successo niente. Nel 1990, l'anno successivo, c'erano 20.000 iscritte al Rotary. Quindi voglio dire, hanno solo dato un grande apporto alla crescita del nostro club di servizio e continuano a farlo. Vi ringrazio per tutto, lascio la parola a Battistina. Ok, grazie di tutto. Posso alzarmi e stare seduto? Cosa devo fare? Non lo fai. Sì. Posso anche alzarmi? No, vedo dall'alto. Come preferisci.
Prego. No, per quello non ci sono problemi, però almeno li vedo, altrimenti io non ho l'altezza delle donne sarde, quindi magari i tacchi sono tutte. Sua altezza. No, sono bassezza. Allora, io spero che si senta. Comunque, buonasera a tutti. Vedo che siete numerosi, sono molto contenti. Fischia un po', ma se lo avvicino fischia. Così va bene. Dicevo, vedo che siete numerosi, questo mi fa piacere, vuol dire che un pochino forse l'argomento magari per voi è interessante, spero che lo sia. Niente, vedo che ci sono anche molte donne e questo mi fa ulteriormente piacere perché ecco, avere insomma, la vicinanza delle donne più piccole, più grandi di me, eccetera, vedo che ci sono donne che sono impegnate in tanti ambiti, qualcuna la conosco personalmente, eccetera, gli altri no, però sicuramente faranno il loro grande passo e l'avranno fatto sia nella famiglia, nella società che nel territorio, perché siamo fatte per questo, ecco, il fatto che ci abbiano escluso per tanti anni penso che sia stato un guaio per gli uomini, ok? Cioè, io personalmente la penso così. Insomma, oggi io però non vorrei parlare di donne, di cose tristi, cioè di donne abusate, sfruttate, eccetera. Questo è un argomento sì molto importante, però lo vedo sempre come un argomento negativo, non positivo per la donna, perché tu gli ricordi sempre comunque che sei una subalterna, sei al di sotto di, insomma, quindi devi... No, allora, io ho preferito fare invece un resoconto molto parziale, perché non sono tante le donne che io presenterò, ma sono donne di eccellenza e soprattutto sono donne sarde di eccellenza, perché noi che siamo abituati a vedere oltre il Tirreno, da Civitavecchia in su, okay, non valutiamo le cose nostre a casa. E noi abbiamo avuto delle donne che sono state prime in Italia, e qualcuna seconda al mondo come la Grazia Deledda, che era prima come donna italiana per il Nobel, però la seconda al mondo sempre per lo stesso Nobel, ancora sono così, cioè non c'è stato nessuno che l'abbia sorpassata. Ok, quindi il mio pensiero va a queste donne che si sono impegnate, sono del fine 800, primi 900, quindi stiamo pensando ad un periodo molto diverso da quello di oggi, malgrado ancora le donne abbiano da faticare, da sgomitare tra schiere di uomini, ok, che ritengono forse, chissà perché, di avere forse un neurone in più. Io non sono molto d'accordo su questo e loro stessi se ne rendono conto. E io penso che il fatto anche che stiano sempre lì a sindacare su questo problema è proprio perché sanno che la donna, se tu la molli, se la lasci andare, ti supera alla grande. Io non so se siete d'accordo, però io la penso così. Scusate, non mi ritengo femminista, io mi ritengo una donna che lavora, adesso sono in pensione ma comunque sono impegnata, che ha sempre fatto le cose in maniera seria e non mi ritengo assolutamente seconda o dietro o subalterna a nessuno, posso dire allora maschio, non diciamo uomo, perché l'uomo che rispetta la donna a questi livelli non arriva, perché la questione della parità va vista anche in questi termini, cioè parità cosa vuol dire? La parità è quando tu, chi hai di fronte, che sia maschio che sia femmina, è una persona, la devi valutare per quella che è. Ci sono uomini che non valgono, diciamo, donne che non valgono, cioè ognuno nella propria capacità, forse sono troppo dura nella mia espressione, però la cosa è così. Comunque entriamo nel merito di queste donne che ci hanno fatto onore alla Sardegna, all'Italia, va bene? E a noi donne, perché noi ci accomuniamo, va bene? E nella loro ombra
per modo di dire, continuiamo a lavorare e dovrebbe essere questo un input positivo non solo per noi che già abbiamo fatto gran parte della nostra carriera, ma soprattutto per le giovani donne che stanno mollando, nel senso, cioè hanno paura del futuro, hanno paura di chissà cosa e non sono ancora ed entrate proprio nel problema, sono loro che si devono convincere che devono, ripeto, ecco, andare avanti e se hanno un obiettivo lo devono raggiungere. Non c'è Cristo che tiene, cioè l'obiettivo va raggiunto in qualunque modo, nel senso positivo, per attenzione, senza scendere a compromessi. Io penso che la donna come compromessi infatti ne abbia meno dell'uomo. Io forse sono convinta, non è corretto dirlo, però mi fido di più. Ecco. E allora, come prime donne che ho preso in considerazione, la prima, e non vado tanto oltre, grazie a Deledda, che ormai è da 2 anni che ce la sentiamo ripetere perché ci sono stati 150 anni della sua nascita, e Nuoro finalmente gli ha dedicato tante cose e ancora continua. Allora, grazie a Deledda è nata Nuoro, è nata nel 1871, però è stata immediatamente diciamo nel suo ambiente si è trovata un po' scomoda, sia lei nei confronti del suo ambiente, quindi di Nuoro, che Nuoro nei suoi confronti. Non l'ha accettata, tant'è che poi alla fine è andata via a 29 anni, se n'è andata a Roma e lì è stata giustamente la sua fortuna e poi la sua valorizzazione. È una donna che ha sempre combattuto per i diritti delle donne, tant'è che nel 1908 ha preso parte al primo congresso nazionale della donna, proprio per la partecipazione femminile alla vita sociale e i diritti politici della donna. Ok? Come? No. Poi abbiamo nel 1909 è la prima donna che si candida al Parlamento. Non c'era nessuna postilla della serie la donna non si può candidare, e lei l'ha fatto, cioè è rimasta lì la candidatura, però lei l'ha fatto, va bene? Nel 1926, lo sapete meglio di me, nel 1926 ha avuto la grande onorificenza e il grande riconoscimento a livello mondiale di avere il Nobel per la letteratura. Prima donna in Italia, seconda donna nel mondo, va bene? Perché c'era una svedese che è stata insignita come lei. Allora, io cosa dico? Di grazia Deledda l'abbiamo rivalutata soprattutto nel tempo. Ancora qualcuno magari non l'apprezza, però pian pianino sta venendo fuori una donna che è diversa da quello che si pensava. È sepolta qui a Nuoro e a Nuoro ha fatto veramente un gran bene, ok? Allora, se andiamo poi adesso, io sono per campanilismo un pochino, ho detto ok, parliamo anche dei medici. Ci sono state 2 donne medico importanti, la prima si chiama Paola Satta. Questa Paola Satta è nata a Chiesi, quindi un paesino piccolo, non è che è nata a Cagliari, è nata a Chiesi ed è la prima donna sarda che ha preso la laurea in medicina. Di lei non sappiamo molto, ci sono pochi documenti, poche notizie. Sappiamo però che aveva fatto la domanda per formarsi nella Croce Rossa come medico assistente di prima classe, questo va bene. La seconda donna che ci ha fatto onore è Nuoro, ne saprà qualcosa, non so se molti di voi hanno sentito parlare di Adelasia Cocco, ok? Adelasia Cocco chi è? Questa è nata a Sassari, si era iscritta poi all'Università di Pisa, però poi è rientrata in Sardegna e ha preso la laurea a Sassari, va bene, nel 1913. Cosa fa questa donna? Apriti il cielo, chiede nel 1915 al prefetto di Nuoro, perché allora la procedura era quella, non c'erano i concorsi ASL, neanche le ASL c'erano, quindi al prefetto di Nuoro di ottenere la condotta nella lavaggio. Il prefetto di Nuoro inizialmente, capelli dritti, dice oddio, questa cosa non va bene, perché non va bene? E lui dice
perché era una domanda sconveniente e spudorata. Perché è una donna? Cioè non perché non sa fare il medico. Questo è il prefetto di Muro. Non solo, Riccardo Ladosi, quelli della comunità medica maschile, e dico nessuna donna, cioè non diamo da condotta perché nessuna donna, secondo loro, che sono i medici maschi, ok, perché le donne non ce n'erano, ha un posto, è in grado di raggiungere un posto preeminente nella professione medica, proprio azzerata. Lei non è che si è data per persa, ha nuovamente fatto una domanda e finalmente viene accettata. Quindi abbiamo il primo medico condotto in Italia, ok? E sempre siamo cioè, donne sarde, quindi il primo medico condotto in Italia, inizia la sua attività, gli assegnano l'Olove non era piccolo come adesso, era un pochino più grande, e l'accompagna un addetto a cavallo, perché non c'era altra possibilità. Però cosa fa? Si prende la patente. Si prende la patente e finalmente abbiamo questo medico, no? Magari una lunga per quello che vuole, che guida la macchina e fa la sua missione, compie la sua missione andando in macchina. Vergogna delle vergogne, cioè perché medico condotto per guida nella macchina doveva essere, ma lei in verità ha detto che lei non ci stava tra i fornili, cioè lei ha dovuto, lo dice lei in un'intervista, ha dovuto combattere proprio questo atteggiamento nei suoi confronti, perché una donna doveva stare a casa, altrimenti la famiglia si sfascia, si rovina, eccetera, queste donne che cosa tu. Bene. Continua a degli incarichi molto importanti al Muro, comunque sia, muore anche molto grande e muore a Muro, ok? Cos'è? La cosa che un po' mi fastidisce è che il Muro non mi ha neanche dedicato una via. Ho provato a cercare, ma non l'ho trovato, che c'è una targa forse vicino alla cattedrale, però non sono riuscita a trovarla. Comunque sia, Adela Giacopo, che ha dato tanto, la prima donna in Italia medico condotto, insomma è una figura importante, Muro si è dimenticato. Fosse stato Muro sicuramente gliel'avrebbe data la via, il viale, tutto quello che era, anche Alberato, una piazza con tanto di zampino. Poi così, posso? Benissimo, continua così. Ok. Un'altra persona importante, e qui ci riagganciamo all'amica Maria Antonietta. Adesso qualcuno lo dirà, non è vero, non è la prima donna, la prima donna è nata, perché sindaco, la prima donna di sindaco è Ninetta Bartoli, non è l'olunese Maria Graziassanna, no, ok? È la Bartoli. No, scusa, Margherita Sanna, non se ne vogliono, scusate, vorrei bisogna dire, sono d'accordo, siamo qui per essere se sbaglio correggetemi perché e allora la cosa è la Ninetta Bartoli è la prima sindaco d'Italia, è una donna. Poi ha scelto anche di dedicarsi alla sua comunità, al suo paese, e di Borutta, il paese di Meilovu, ci arriva anche Maria Antonietta Uras, che diciamo. San Pietro di Stusco è stata lei con i suoi beni, perché era una donna benestante, è stata lei a ristrutturarla, ma per il suo paese ha fatto tanto, ha fatto gli acquedotti, ha fatto le fognature, ha fatto le scuole, ha fatto case popolari, ha portato la luce, Quindi una donna che a quei tempi era comunque rispettata, sapevano il suo c'era un grande carisma, quindi sono andati tutti dietro, erano ben contenti di avere una sindaca che ha portato un paesino come Borutta, che allora poteva essere proprio insignificante, chiamiamolo così, l'ha portato veramente a dei livelli che, insomma, io penso che neanche adesso ce li abbiamo. Quindi, che cosa? In che anno era sindaco?
è sindaco ve lo dico subito, il 14 febbraio del 1900, scusa, no, sto sbagliando, oddio mi sono persa, nel 46, il 10, nel 1946, però la votazione era stata il 7, ok? Perché quell'anno le votazioni sono state, diciamo, settimanali. Infatti la trasmissione delle donne a poco. prima voto infatti la prima votazione fu a giugno, non è questa, cioè loro hanno votato, hanno scelto il sindaco, però non hanno, la vista che adesso fanno le elezioni tutti nella stessa giornata, ogni settimana ce n'era una. Lei è stata eletta quasi all'unanimità, è stata eletta il 7 di marzo, il 10 marzo, mentre la Olonese Sanna il 10 aprile, sempre del 1946. Perché? Siamo lì. No, non è, perché sono 8 le donne che hanno concorso per se dobbiamo dire chi è il primo è lei. Vabbè? Sì, ok. Cioè, poi allora, e andiamo avanti. Quindi sono donne che comunque non hanno mollato, hanno continuato nel loro percorso perché erano convinte tanto delle loro capacità, che altrimenti non si sarebbero messe, e poi erano convinte di essere utili per la loro comunità, non solo per la loro famiglia, perché sì, la donna sarda ha avuto nella famiglia, ha avuto sempre un peso molto importante, trainante, perché gli uomini andavano via per questioni di transumanza, eccetera. Però non avevano mai avuto posizioni apicali nelle istituzioni, eccetera. E questa è una cosa importante. Ricordiamoci che siamo all'inizio del Novecento, cioè eravamo poi nel periodo post-bellico, insomma sono quelle situazioni che anche un uomo corazzato io penso che avrebbe tenuto, credo, poi non lo so, forse sbaglio, correggetemi. Se poi andiamo a vedere la parte della giustizia, allora per la giustizia siamo ancora un po' lontanini, perché non solo sono poche, ma sono arrivate molto in ritardo le donne che si sono interessate. Diciamo che abbiamo l'avvocato che è Giovanna Crespellani, che è morta anche da poco, è vissuta tantissimo, lei è di Cagliari, è stato il primo avvocato sardo a Cagliari, ok? E lei si è dedicata comunque tutta la sua vita al lavoro che preferiva. Non è stata ostacolata la Crespellani, perché lei apparteneva ad una famiglia che comunque l'ha incoraggiata. C'è qualcosa che non va? Ah, no. La madre, per esempio, è stata la prima laureata in chimica della Sardegna. Quindi il padre l'ha incoraggiata, perché anche lui era avvocato, e lui diceva: ma che cosa vuoi fare? Vuoi soffrire come me? E lei ha scelto, dice: va bene babbo, io dopo averci meditato su scelgo di soffrire, ok? E quindi tutta la sua vita l'ha dedicata a fare l'avvocato. Ma siamo sempre nei primi anni del Novecento. L'altra invece dobbiamo aspettare il 2017, quindi avanti praticamente, per avere il primo magistrato donna sarda a Cagliari, ed è Gemma Cucca, che penso che sì. Presidente della Procura. Sì, la Corte d'Appello. Sì, niente, quindi noi siamo ancora molto in ritardo. Allora, l'ultimissima chicca, proprio perché è una donna lo stesso, sempre sarda, che ha il suo primato, è Maria Grazia Pina. Chi è Maria Grazia Pina? Allora, questa signora era nata a Cagliari nel 1944, è stata commessa alla Rinascente, poi è andata in continente col marito, si è il marito, ha avuto 2 figli, poi è rimasta vedova, si è dedicata era una pasticceria del marito, poi per puro caso, proprio per una questione non voluta, un caso fortuito, decide di iscriversi al corso per arbitri. Al corso per arbitri.
E quindi il 14 febbraio del 1969, ecco, Maria Grazia Spina cosa fa? Fa l'arbitro per la prima volta, quindi immaginatevi anche i calzoncini, eccetera, eccetera, no? In una squadra, in un Campionato. di uomini. E lì non vi dico giustamente quello che è successo, ma anche qui la ragazza Spina, pur nella sua semplicità, ecco, è stata veramente molto importante e molto forte, perché figuriamoci, già dicono di tutto e di più agli arbitri uomini, figurati che cosa hanno detto a questa qua. Però lei per verità ha continuato, è andata avanti nella sua carriera e noi quindi abbiamo l'altro primato appunto che di Maria Grazia Spina, che è il primo arbitro in Italia donna, e quindi primo arbitro di calcio, attenzione, perché sai così. Allora io adesso non vorrei tagliare più di tanto. Quello che io voglio dire, allora, queste donne ci hanno onorato. Dovremmo farle conoscere molto di più, soprattutto perché sono salve. Noi, posso dire, non siamo indietro a nessuno, non dobbiamo sentirci inferiori, perché noi ce l'abbiamo questo di sentirci un attimino di serie B. No, non siamo affatto. Tant'è vero che molte, anche se siamo pochi Sardegni, cioè di fronte a una grande popolazione ci può saltare fuori, quello un medico, quello un giocatore, quello un sindaco. Qui invece la Sardegna è sempre stata molto poco popolata e questo vuol dire che le donne si sono impegnate. Allora, che sia da molto, ecco perché non voglio parlare di cose tristi, no, queste donne hanno veramente fatto la storia e sono il nostro orgoglio e le dobbiamo portare proprio nelle piazze, farle conoscere nelle scuole, perché le ragazze devono essere incoraggiate, perché ormai stanno succedendo tante cose brutte e questo non va bene per loro stesse, sapete, c'è l'abbandono scolastico, non hanno prospettive, cose. No, se uno ci crede, se hai un obiettivo, se tu miri a qualcosa, devi fare in modo, devi fare di tutto per raggiungerlo. Oggi è possibile, se ce l'hanno fatta queste persone che sono nate alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento e hanno incontrato grosse difficoltà, hanno lavorato anche nel dopoguerra. E se ce l'hanno fatta loro, perché queste ragazze si devono demoralizzare? Quindi dobbiamo essere noi a tirare, dobbiamo essere trainanti in positivo, non diciamo che sempre, anche se è vero, per carità, sono fenomeni brutti, ma incoraggiamole, perché altrimenti cioè, ci costruiamo una società futura che sarà peggio di quella del Medioevo. Io sono d'accordo, cioè non so se siete d'accordo con me, ma io penso che sia così. La donna, che sia sarda o meno, comunque ha una marcia in più, perché oltre alle competenze che lei acquisisce con gli studi, e poi si dimostrano infatti che molte donne stanno studiando, eccetera, hanno quel quindi che ci consente di essere anche moderatrici in tante situazioni, e che non basta. Va bene? Si dice sempre, dietro l'uomo potente c'è una donna importante. Io direi di no, l'uomo potente deve avere a fianco una donna valida quanto lui, non può appoggiarsi su, no, tutte e due. La parità è questa, il rispetto delle persone, il rispetto delle donne, il rispetto dell'uomo, perché se io giustamente me la prendo anche col marito, è logico che non lo sto rispettando, allora, non perché io voglio fare chissà che cosa. Quindi io penso di aver concluso, spero di non avervi annoiato, ho voluto portare solo esempi positivi e credo che sono molto importanti, penso che sì. Allora, abbiamo parlato di Ninetta Bartoli, che è stata la prima sindaco d'Italia. Sindaca. Per me è sindaco. È sindaco è maschile. Non è una sindaca, è un sindaco. La funzione Ma se sei stato fortunato, è vero che Donzagli ha fatto 3 o
farsi la gigante con le donne, Io vengo da un settore particolare, l'insegnamento, dove il 90% sono stati i miei colleghi. Vengo da una famiglia dove sono l'unico maschio e ho 3 figli figlie. Diciamo che vivo immerso nel... però sentirmi dire, allora capisco e sono perfettamente d'accordo con lei che per una donna più complesso e più difficile il tipo di società in cui viviamo. Però questo continuo sentire, innanzitutto le donne esattamente come gli uomini sono appartenenti al genere umano. Perfetto. Non sono né una setta né un partito. ma è quello che ho detto. Sì, è lo sto ribadendo. Ok. Però un pochino mi lascia perplesso sentir dire le donne hanno No, non è stato attento, la riprendo come insegnante, cioè a questo punto non perché hanno più intelligenza, il carattere della donna porta ad essere più moderata. bene, questo. Allora è stato quando è sbagliato. Sono ginecologo, cosa vuol dire ginecologo? Che non ha mai guardato su un maschio. Purtroppo c'è comunque questo è questo. Io so, penso, se io chiedo a tutte le donne che sono qui e che hanno, sono arrivate a certi livelli, tutte sicuramente hanno avuto qualche intoppo. Io adesso non racconto i miei, però posso dire che come donna, quando ho iniziato a studiare ginecologia, no? Eravamo pochi, adesso ce ne sono tanti, eravamo uno spediante. E poi figurati una donna che va in sano operatorio a operare. Io mi sentivo di dare pazienza. Dicevo, signora, facciamo così, guardi, adesso non si può più andare per le lunghe, la devo operare. Ah sì, e chi mi opera? Come sapete chi la opera? Io, cioè già la donna che cerca il conforto, perché l'uomo mi dà forse più sicurezza, più forza, più potenza, che questa è. Però la stessa donna che dice, ah tu ma sei capace, certo che sono, io sono lui. Io sono lì, sì, certo. Beh, le donne che non votano le donne, le prime nemiche delle donne sono le donne. Vabbè, adesso non entriamo in anni, però la più che dicevo, era solo una questione di sensibilità, non perché avesse un errore in più. Io non lo so per cui. Ok, va bene. Dicevo, allora, vi presento l'altra battagliera che è da una vita che fa politica. Ho scelto lei perché lei, allora, intanto perché è mia amica, vabbè, non c'è niente. Due, la conosco, so quanto pesa, quanto vale e quanto è. Posso dire? No. È proprio più quella che è stata sì, a parte che aveva fatto sempre politica, va bene, poi a un certo punto i giapponesi veramente l'hanno scelta come sindaco, è stata un ottimo sindaco, questo se lo posso dire. E poi io, adesso qui c'è un campanilismo, io sono e non solo, in onore della carissima professoressa Becker, che è qua, Luci ci devo nominare, perché la metà del cielo, è vero che Lucia è di Siscola, quindi poi sta molto bene con lei, abbiamo presentato quindi giorni abbiamo per Orione. L'altra metà del cielo è Lucia e di Giacomo, quindi cosa più gradita penso non ne potessi fare. Quindi siamo qua. Quindi, cioè, vabbè. Comunque se adesso io passo la parola a Maria Antonietta se vuole dire qualcosa. Scusate, prima di passare la parola a Maria Antonietta, brevemente, interessante
conversazione di Battistina non resterà senza conseguenze, perché questa storia della Giacomo io l'ho messa qui e non la lascerò certamente cadere a terra, anzi credo che raccogliendo gli umori che ho sentito in questa sala potrò proporre alla città di Nuoro che a questa donna straordinaria venga reso omaggio come merita, sia pure tardivamente, però meglio tardi che mai. La sindaco... No, devo fare il giro del tavolino? Non lo so. Ecco. No, volevo dire che anche a Borutta si sono dimenticati della loro sindaca, così facciamo contenti tutti. Non gli hanno intestato nessuna via né niente. L'unica cosa è che l'anno scorso, a fine anno, finalmente un murales l'hanno fatto in onore di questa sindaca. Quindi io dico questo, cioè quando c'è una donna che comunque c'è qualcosa, emerge, fa qualcosa di buono perché ha fatto tanto per Borutta per quanto riguarda il sindaco, Adela Giacomo per la città di Nuoro, si è veramente speso tutta una vita, bene, le città, i paesi, si rivendica. Forse perché è donna? Non lo so. Ok? Maria Antonietta Uda. Grazie, buonasera a tutti. Vedo tante donne ma anche tanti uomini, mi fa piacere perché io non ho mai festeggiato la festa della donna. La festa della donna è tutti i giorni. Io veramente non sono mai voluta andare a una festa organizzata da mie amiche, da miei conoscenti, compaesani, però come sindaco ho mandato le ragazze in ogni casa a regalare il mazzolino di mimose perché i fiori mi piacciono. Questo l'ho fatto io. Sono una pittrice, sono di Giave e sono acuarellista, sono un'allieva di Antonio De Vita, acuarellista dell'Accademia di Roma e di Lorenzo Salice, a sua volta allievo del grande Giorgio Morandi. Questo è l'acquarello che già in primis voglio donare al ex presidente del Rotary e la dottoressa Battistina Fodai di Giove. Sono le mimose. Posso dire che ho fatto questo quadro, allora, stasera. Quindi sono velocissima, come sapete l'acquarello è un tocco veloce, si sfrutta il bianco della carta, non vi voglio fare una lezione di pittura, però vi voglio dare un'infarinatura di quello che è il quadro. Questo è un acquarello, io ho votazioni fino a 5.000 euro, sono anche votazioni ufficiali, e mi sono specializzata nella pittura perché il mio maestro è un acquarellista, quindi il disegno e la prospettiva da Lorenzo Salice e tutto il resto del colore da Antonio De Vita. Come ha sempre detto il mio maestro, i quadri non si regalano, si vendono, però io ne ho regalati tanti. Ho all'attivo più di 1000 mostre in tutto il mondo. Mio fratello e casa mia c'è una società di architetti che si chiama Architetturas, Maria Antonietta Uras. Ha sede a Firenze e anche opera in Sardegna e nel mondo. Questo per le arti. Io sono figlia di poeta e sono poetessa. In questo momento vi devo dire due versi che mi piacciono molto sulla donna. Samama, la figura più bella della società. Non vado a cercare tutte le donne importanti della storia, le donne sacre che ha nominato già la dottoressa Battistina Fodai, ma le donne semplici. Mi piace la semplicità in una donna. Le persone devono essere semplici e pronte al dialogo e ad aiutare tutti. Questa è la bellezza della donna. E allora vi dico questo verso di mio padre. E fecunda da mamma di Isabella chi vagaturi de nutris sospiores, dona vista musibus sos colores, a manca sapte di brava Isabella, arma de Iglesia, ricca e valorosa del tesoro, re de fida, si strama su oro, può dare vita anche in esistenza. È vero, voglio parlare
questi esempi, perché sono bellissimi, bellissimi, perché la donna è questo, è una mamma. Io, come ha detto mia Laura, non mi sono usata bravissima, perché? Allora, ho iniziato, Maria Antonietta per far parte della Prologo, benissimo, consiglio della Prologo. Parto da lì, finisce Maria Antonietta per far parte dell'amministrazione comunale. Oh, l'amministrazione comunale arriva da Torino, Takis, Maria Antonietta. Tu sarai presidente del comitato di San Cosimo. Io? Ma io non lo posso fare. Allora l'hanno fatto sempre uomini. Sono giovane, ci sono 40 persone, ho paura, non lo faccio. Ciao Maria Antonietta, tu sarai presidente. Fai come vuoi, quando ti nomineranno, arrangiati. Entro dentro. Ma lo sapete, è venuto Vittorio Takis. Mi ha detto che sarò io il presidente, ma io non lo so fare dei fratelli. Ma cosa non posso fare? Smettila, fai il presidente di San Cosimo, hai fatto un sacco di cose, lo potrei fare. Fatto il presidente di San Cosimo, c'erano le persone di 40 anni, di 50 anni, ero giovane. E intanto riuscivo a farmi sentire, nonostante giovane, e a non farmi mettere i piedi addosso, i piedi sopra, perché mi dovevo far rispettare. Il rispetto lo dobbiamo cercare noi, le persone ci devono rispettare, ma non perché siamo donne e uomini, la personalità, bisogna avere una personalità. Ecco, Maria Antonietta Uras chi è? Non è nessuno, però Maria Antonietta Uras passo, allora il corso di pittura, vado ai ragionieri perché mi mandano ai ragionieri, il diploma ai ragionieri, però allo stesso tempo vado alla bottega di Lorenzo Salice e mi specializzo in quelle arti. Poi, ma nel sociale, i sacerdoti ti vogliono guidare la struttura istituto San Michele e mi fanno prendere delle specializzazioni per gli anziani e per i bambini, bellissimo. Ecco i diritti, 20 anni alla PAC, responsabile della politica agricola comunitaria, quindi a disposizione di tutti gli allevatori, avere la famiglia, tutti i miei cari amici che ho seguito l'azienda bellissima per tanti anni. Poi proseguo, allora, consigliere comunale dal 1995 al 2005 assessore, sempre ai servizi sociali e alla cultura. Finisco lì, candidature alla regione, alla provincia, quindi dopo vado al consiglio di amministrazione a Cagliari, quindi 5 anni a Cagliari, continuo al comune, l'amministrazione comunale, sempre alla cultura e ai servizi sociali. Poi all'unione dei comuni, avanti, e sindaco. Come sindaco, guardate, io ho sempre ascoltato tutti, perché il silenzio e l'ascolto sono alla base di tutto. Bisogna ascoltare gli altri. Quando io dico non sto candidando Francesca perché alla laurea no, io voglio un consigliere. Chi è il consigliere? Lo dice la parola stessa. È quella persona che ti dà un buon consiglio. Chiunque di noi può essere sindaco al mio posto, consigliere al mio posto, assessore al mio posto, però io non ci dormo la notte perché sto sempre pensando, mando mail alle 4 del mattino, domani mi dicono scusa ma tu mi hai mandato una mail alle 4 del mattino, hai sbagliato. No, perché faccio il tempo la mattina, perché io devo correre, devo fare un sacco di cose, ecco perché da 20 giorni fa so che devo fare quel quadro, ma non c'ho tutto il tempo, solo alle 9 sono riuscita a fare quel quadro. E allora, forse quel signore ha detto una parola, sposata. E ti dico subito, bene, che con tutte queste cose incontro Stefano, 9 anni di matrimonio e Stefano se ne va in cielo, quindi Maria Antonietta rimane purtroppo vedova con un bambino e fortunatamente c'era mia madre
perché io dovevo trovare tutto pronto perché non c'ho tempo di niente, stavo sempre correndo. Per fare tutto, per seguire la responsabilità dei servizi sociali e per farmi tutto, sempre per far risparmiare il comune, i centesimi, arrivata la macchina dicevano, perché io risparmiavo tutto, perché i soldi sono dei cittadini, signori miei, e i soldi vanno centenati, perché le spese superflue bisogna abbatterle e bisogna aiutare le persone che veramente hanno bisogno, dare lavoro a chi ne ha bisogno, perché oggi è importante questo. Oggi la crisi è tanta e bisogna organizzare al meglio le attività dei servizi sociali, per esempio, con dei corsi che possano permettere ai giovani di specializzarsi, di dare un apporto alla società, perché non devono vivere con i redditi che abbiamo, non voglio toccare l'argomento, ma bisogna imparare anche gli altri mestieri che ora sono scomparsi. Per esempio, e comunque la mamma è al centro della società. Quindi ho un figlio che ha 18 anni, si sta diplomando al liceo scientifico e io, grazie, è bravissimo Roberto, purtroppo ho perso mia madre nel maggio del 2022, quindi ho dovuto fare anche la casalinga, la mamma perché arriva a casa e vuole mettere prima che fa tutto per il piatto, e se io c'ero o non c'ero, dice c'è nonna, ora non c'è nessuno. E vi dico che è una grande soddisfazione, e io faccio un grande applauso alle donne, alle casalinghe che stanno in casa, che stanno con i bambini, che devono fare tutte le faccende domestiche, perché non è semplice organizzare tutto, non è facile. Ecco, ed è un applauso a queste donne, soprattutto alle mamme, perché oggi essere mamma è una grande responsabilità, guardate. Io me ne accorgo, io cerco di orientarlo verso sono anche troppo severa, sempre a poco e qui non stai andando basta, vattene via. Allora che cosa succede? Che oggi la mamma deve essere preparata anche a fare la mamma, perché è il mestiere, chiamiamolo, più difficile che ci sia. E allora io ammiro le donne di altri tempi, mia nonna, ma quelle donne veramente che hanno nominato prima, le tessitrici, anche mia madre era una tessitrice. E quando mi raccontava la storia da giovane mia madre, tessitrice, orfana di madre, quando non avevano niente da mangiare. Questi tempi non li dobbiamo dimenticare, perché Ninetta Rubartoli è vero che è stata la prima donna sindaco, ma ha avuto una vita agiata, è vero, perché erano i ricchi del paese. Pensiamo ai poveri, alle persone veramente che non avevano niente, a tanti figli in casa e non c'era niente da mangiare. E oggi, guardate, stiamo arrivando a una brutta crisi, brutta. Io la settimana scorsa siamo andati a dare un esame, ho fatto un esame, un corso che avevo iniziato da un anno fa. L'educatore e l'animatore sociale per i bambini disabili, lo volevo fare da molto e ho toccato con mano una realtà molto brutta nelle città d'Italia. Lì ho visto la povertà, qua non la vediamo bene, là l'ho vista proprio con lente di ingrandimento. La mattina mi affacciavo all'albergo e vedevo le persone dormire per strada, alla stazione di Napoli, tutte le persone per terra, che ho pianto, guardate, le persone sdraiate a terra. A un certo punto sono uscita e c'era un ragazzo che stava male, aveva le convulsioni a terra e tutti passavano e lo lasciavano lì. Mio figlio mi ha detto: mamma, ma dove stai andando? Sto chiamando il 118. Ma non lo vedi che sta morendo questo ragazzo? Avrà avuto 40 anni. Ho chiamato il 118 e ho detto: guardi, venite subito, siamo in piazza del plebiscito perché c'è una persona che sta veramente male. Ma guardi, mi spieghi, mi dica come, quando, perché guardi, venite subito perché sta morendo. Mamma, ma te cosa te ne importava? Cosa me ne importava? Quello sta morendo.
quello è il tuo fratello, cioè una persona come noi. Allora io, guardate, io da sindaco, da consigliere, da assessore, ora mi laureò in scienze giuridiche perché l'avevo lasciata dopo che era mancato Stefano, quindi la volevo chiudere, quindi devo solo discutere la tesi tra qualche giorno. E vi dico però che quello che ho fatto di più importante nella vita è fare del bene. Che bello aiutare gli altri, ma non chi ti ha portato, che non conta niente, chiunque venga da me che ha bisogno di qualcosa, io faccio una telefonata e lo aiuto, perché non mi interessa. Ed ecco che io voglio vedere nella società le donne buone, le donne semplici. Non c'è bisogno di festeggiare le donne. Io sono venuta per la festa della donna, ci mancherebbe altro. Io sono venuta per stare con voi. Si chiama la festa, si c'è la giornata della donna. Ecco, ma la chiamiamo la festa, ecco, ma questa festa non lo è, perché non è né una festa di donna né una giornata di donna, perché la giornata delle donne è tutti i giorni, 365 giorni l'anno, e quindi io sono venuta per incontrarvi. Mi piace che abbiate questi martedì letterari, che ci sia Rotary. Saluto Andrea Sodo, il sindaco di Nuoro, che stimo, e la città di Nuoro che gode di primati importanti. Ecco, ringrazio Angelo Altea, Battistina, vi ringrazio per avermi invitato e vi ho dato solo il mio saluto. Ecco, grazie. Testimonianza particolarmente sentita, veramente in prima persona, la persona che ama vivere le cose piuttosto che raccontarle. Ora, prima di dare la parola al pubblico, come di consueto, c'è un omaggio floreale alle nostre donne da parte del presidente del Rotary, Gian Pietro Nietu, che poi interverrà brevemente Lucia Becker, che è l'autrice di un libro che ricordo è in vendita per beneficenza a cura del Rotary. Il libro La storia di Maria, che è una storia vera, raccontata in maniera ammirabile, una storia drammatica che però rappresenta bene. Sono giusto un omaggio alle nostre signore, uno alla Maria Antonietta, grazie. Io lo prendo, io sono il presidente dell'associazione culturale di Giacomo, arte, cultura e tradizioni popolari, e lo porto alle nostre donne. Grazie. E questo è Lucia Becker. Grazie mille grazie mille per l'omaggio per mia mamma, spero che darmi la sua per questo omaggio. No, tranquilla, Grazie. allora, complimenti per le grandi disposizioni che mi hanno preceduto, molto vivace la testimonianza della signora di Maria Antonietta. Battistina come sempre molto empatica e molto appassionata, grazie Angelo, insomma ringrazio tutti. Avrei voluto dire qualcosa riguardo a queste donne, ma sono transiata perché loro si è fatto tardi. A proposito delle donne che sono state elette nel 1946, volevo precisare che potevano essere elette, però non hanno votato per il nazionale, hanno votato solo sempre qualcosa si chiamava. Poi la prima donna in Francia che ha chiesto di essere la parità dei diritti, di salire nello scambio nelle tribune, ha avuto il tragico privilegio di essere capitata. Quindi parliamo di Olympe di Gouges, parliamo del 1793, quando il comitato rivoluzionario di Robespierre, quando lui ha presentato la richiesta, non solo l'ha bocciata, gli ha annullato tutti i circoli e l'ha mandata alla ghigliottina. Quindi questa è la situazione. Maria Antonietta era salita nel novembre del 1793, lei a dicembre, quindi breve, a Place della Concordia l'avevano mandata alla mannaia. Quindi siamo sempre
Poi non parliamo dell'altro scossone che ci ha dato Simone de Beauvoir, che ha intitolato un suo libro Le Baisers des Sexes. Insomma, cosa fa? Rivendicare le donne e mi intitola il libro Il secondo sesso. E siamo il primo, mica il secondo. Cioè, insomma, anche lì c'è un ossimoro che parla di secondo sesso e poi vuole valutare le donne. Non so. Sì, l'ha dato lo scossone, però certe cose l'hanno rivisto. Comunque dai, mi riallaccio al mio libro. Dunque, c'avevo ancora nella testa il discorso di Maria Antonietta. Allora, questo libro racconta una storia vera, successa in un paese della Barbagia, racconta appunto la sofferenza di la protagonista, che si chiama Maria, che ha dovuto sopportare tutta i soprusi, le angherie, i pregiudizi, i codici barbaricini, e come li ha superati. Dunque è stata anche vittima di una giustizia, che giustizia non intesa come la intendiamo noi, intesa nell'accezione di punizione, cioè violenza, perché veniva punita per essere stata, per non aver rispettato certi canoni. Ovviamente in questa giustizia veniva perpetrata, esercitata la violenza, il sopruso e la proteria, di chi di questa proteria ne faceva un bene primario, perché allora andava avanti, più violenti e più proteri si era, più contavano, ecco, più affermavano il loro territorio, marcavano il territorio. Questa società era terribile, la società del tempo era terribile, perché la storia si snora fra la fine dell'Ottocento e i primi anni 50 del Novecento. La società, scusa se ti sto no, non la sto raccontando, sto dicendo solo i motivi per il rispetto. Allora, questa società era terribile, aveva costruito degli spartiacque terribili che non si potevano combattere, non si potevano sormontare, perché erano scavati nella mente, non scavati nel fisico o nel territorio, erano scavati proprio nella mente delle persone. E cambiare la mente delle persone è la cosa più difficile che possa esserci, perché la mente delle persone la cambia la cultura, la cambia l'amore, la cambia il sentimento, certamente con i codici che hanno lui. Allora, questa storia risente appunto dell'ambiente, insormontabili certi pregiudizi, che neanche la morte livellava, perché anche nella morte si era diversi. Chi era povero rimaneva povero, chi era bastardo rimaneva bastardo anche con la morte, quindi c'era niente da fare. E la protagonista percorre tutta questa sua vita in mezzo tra i sassi, così diciamo, in mezzo ai rovi della sua esistenza, fino alla morte. C'è tutta una storia molto bella nel libro, fino alla morte. La morte la accoglie senza tomba anche a lei, perché la tomba ce l'aveva tutta in vita, che era il suo animo violato che ha avuto, dove si accoglievano i pianti, le solitudini, le tristezze, e quando muore la morte comunque sia livella un po' tutto, livella le ingiurie, livella i dolori, livella le sofferenze e soprattutto dalla morte, ecco, nasce questa forza vitale per cui si capisce meglio cos'è l'uomo e cosa sono le cose di fronte alla morte. Quando la morte ci colpisce, allora a quel punto noi capiamo veramente chi sono gli uomini e chi sono anche le cose che possediamo. E da questa forza vitale si rigenera una vita. La morte in effetti è vita, perché una volta che si muore si crea un'altra vita. E Maria rinasce un'altra volta dopo la morte. Io non ho altro da dirvi, vi dico solamente che dopo la morte, quando si ricompongono i tasselli e ognuno si ricompongono e si mettono nel posto giusto, ognuno trova la sua collocazione, è proprio in quel momento che si ha la più nobile interpretazione della vita, perché altrimenti non arriviamo a capirlo. Quando ho scritto questo libro io ho pensato a tutte queste cose e spero di averle trasmesse al lettore, vorrei che il lettore cogliesse tutte queste miserie che ho voluto indicare, a cui ho voluto dare un certo peso. L'uomo, la cattiveria umana, la solitudine, la sofferenza, l'abbandono,
perché è una cosa che in genere ci giriamo dall'altra parte quando la vediamo. Io nel libro l'ho voluto trasmettere e quindi vorrei che questo arrivasse al lettore, ma soprattutto vorrei che voi vi accostiate a questo libro con molta propensione, con molto affetto, ecco, perché se solo così, ecco, potete cogliere il percorso doloroso di questo personaggio, che poi guardate non è la sola. Maria assurge a simbolo di tante Marie, ce ne sono tante di Marie, perché purtroppo queste cose vengono perpetrate in tutte le case e soprattutto in tutti gli ambienti, non è che sia sola. Lei è assurta a simbolo con questo mio libro, quindi io vi ringrazio fin da ora. Intanto il libro compratelo non perché è mio, perché io l'ho destinato a beneficenza, quindi tutto il ricavato del libro andrà devoluto a beneficenza. L'ho dato al Rotary. Perché l'ho dato al Rotary? Perché ho trovato nel Rotary delle persone molto sensibili che si dedicano all'umile, al povero, al bisognoso e agli ultimi. Ecco, tutto qui. Grazie per l'attenzione. Bene, ora chi vuole intervenire può intervenire come al solito. Non è necessario fare grandi sermoni, ma anche solo per soddisfare le curiosità che possono essere emerse dalle due interessanti relazioni e dalla serata in generale comunque. Maria Antonietta Nulla, no? La tecnologia, anche i cittadini che ci seguono hanno il diritto a sapere. Allora, volevo completare l'elenco delle donne sarde. Siccome sono ingegnera e ci tengo a quello che diceva Francesco Pitta, io voglio essere chiamata ingegnera. Ci tengo alla mia. La prima donna ingegnera sarda si è laureata nel 1952, ha fatto la libera professione. Adesso la stavo cercando su internet perché non mi ricordo Lidia, ma non mi sono dimenticata perché anche per lei non ci sarà nessuna strada, nessuna piazza sicuramente. E poi questa donna è diventata madre e poi ha ritenuto anche dare la sua conoscenza di insegnamento e insegnato nell'Istituto Tecnico Industriale formando tanti giovani e quindi alla prima ingegnera sarda l'applauso di tutti. Allora, io ho scelto queste donne non per voglio dire, lo spirito è certamente perché io un po' per campanilismo sono andata a vedere le donne medico, poi un altro campanilismo già poi così doveva arrivare comunque non è perché io non sono solo queste, ma anche per idea, giustamente abbiamo tante eccellenze, ma ci vuole non un paio d'ore così, ci vuole dedicarci tutta una serata e forse anche più serate, quindi nessuna offesa per nessuno. Le scelte sono ricadute su queste persone proprio per tutta una serie di motivi contingenti, non perché ci fossero solo quelli, saremmo veramente proprio poveri se fossero solo questi. Ma noi siamo forti come donne sarde, siamo tenaci, siamo toste. Nessuno è il contrario. Allora io adesso vi faccio ridere. Io vi faccio ridere una cosa, la mia carissima amica che io sono stata ho abitato fuori dalla Sardegna, ok? E sono stata 18 anni fuori. E c'era questa amica che diceva tu sei una testa di gulaghe, mi diceva complimenti.
È un complimento, io lo prendevo come un complimento. Ma sei dura, tosta, perché anche dal percorso di studi, io adesso non sto a raccontare, non è stato facile proprio perché non si scende a compromessi. Io ero internazionale a distanza, ok? Non vi dico tutto quello che mi hanno detto che mi hanno fatto, ma io ho tirato dritto per la mia strada, penso di essermi fatta onore, nel senso, ho conseguito la laurea, la specializzazione, sono stata moglie e madre studiando, ok, perché mi sono, contrariamente a quello che ha fatto Maria Antonietta, mi sono sposata molto presto, ma questo non significa niente. Quindi il sacrificio sicuramente i uomini ne fanno, ma hanno una strada spianata. Da dove? Poi secondo che tipo di studio intraprendi, lì è il problema. La mia mamma, adesso ve lo dico, non voleva che mi diventassi medico, ma manco per idea. Perché è stato mio padre. Io devo fatto di essere diventata medico a mio padre, è una persona di ampie vedute, ha chiesto a tutti, eravamo 3 in quel momento, poi è arrivato un quarto figlio dopo 10 anni, ha chiesto a tutti, non ha fatto distinzione, tu sei femmina, vai qui, tu sei maschio, vai là. E allora sì. E diciamo, ma medico, dottore, ma è possibile? No, fai lettere, diventi professoressa, eccetera. Anzi, prima, forse ci sto annoiando, ma insomma, no, è sintomatica la cosa. Ho scelto il classico perché allora era il percorso obbligato, ok? Però invece la mia mamma dice, no, fai il magistrale, così diventi maestrina con i bambini, qualcosa. No, delusione, quindi classico, università, medicina, aiuto. Quando poi ho detto che tra cardiologia e ginecologia, ho scelto ginecologia, non finisco la lezione e mi fermo qua. Quindi, questa è la mia storia in breve, a me. Ok, grazie di tutto, scusate. Segno della Angela Cecchina. No, scusa, Angela, io con tutto il rispetto, però se non ti ascoltano, se non viene al microfono. Ma come ce la facevo? Ma già lo toccano Grazie. Così è intervenire. Un uomo che comanda qua. No, con la regia, guarda. Io signor Presidente, non mi dico portarmi, dico ringrazio i signori che ci hanno ospiti, di conosciamo meglio. Io mi sto chiedendo e vi chiedo, tutta questa bella superiorità, io sono sempre perplessa quando sento di superiorità, della parola superiore, perché, e vi dico una piccola parentesi, io ho studiato a Venezia nel lontanissimo 1955, sono sempre con il migliore. Io avevo mio padre e mia madre che erano degli esempi a loro, perché eravamo 4 donne e 3 maschi, tutti all'università, c'è uno che è venuto sposarsi, nelle migliori università d'Italia, senza distinzione di maschi e femmine. Appena sono andata a Venezia, non sono andata all'amore, mi hanno detto, non vi dico le domande che mi facevano, come siete vestiti in Sardegna? Io dicevo, con le peli, però non le lascio attività vecchia e cerco di vestirmi così. Poi ho saputo che la sorella di uno che poi è diventato un bravissimo docente universitario è stata tenuta a casa, non mandata all'università a Venezia, perché era donna.
Quindi quando mi dicevano poverina sei sarda, sì, loro. Andavo a Venezia, a Londra, sono arrivata in lingua, prendo il telefono, usate il telefono in Sardegna. Poi ho fatto la mostra di studio, sono andata in America. Ma ce l'avete l'acqua corrente? In casa, perché erano gli immigrati che naturalmente raccontavano una certa. Ho incontrato moltissime persone che volevano essere superiori a qualcuno, o geograficamente, cioè del sud, tutti quelli del sud, poi non sanno che il mondo è tondo e poi anche loro a loro volta sono del sud. Di fronte a questa ignoranza umana e ignoranza vera, cioè ignoravano la geografia, ignoravano le persone, eccetera. Mi è venuto, scusate, un senso di superiorità straordinario, per cui quando, sapete com'è l'ironia inglese, no? Ero anche lì con una borsa di studio perché io viaggiavo molto, ma con le borse di studio per fortuna non avevamo molti soldi. Eravamo ricchissimi di cibo, di convivialità, eccetera, ma dinare pago, dinare pago. E allora io parlo mia madre questo è il filo della cosa che stavo dicendo, delle donne. Sono andata in Inghilterra. In Inghilterra. Eravamo in Portogallo, c'era un grande scrittore e naturalmente gli inglesi fino all'altro giorno erano quelli che sono adesso gli americani, no? Erano i più bacchioni, i più forti, eccetera, eccetera del mondo. Lui aveva tutte le caratteristiche di questa ironia e mi stava prendendo in giro perché io ero sarda. A noi qua se ci toccano la Sardegna possono darci anche del parolacce, però qua se ci toccano la Sardegna comincia a parlare. E io lì per lì bisogna anche essere pronti quando non è che fossi stata pronta, ma gli ho detto semplicemente ascolti, io sono laureata in lingua e letteratura inglese, soltanto di quelle malefatte degli inglesi che lei conosce benissimo, che si comincia a enumerare, lei sta zitto da qui all'eternità. La sera mi ha invitato con un'altra dirigente a un concerto, da lì è cambiato da così. Poi una piccola, questo è un aneddoto si può dire, di cui sono molto orgogliosa perché mi è venuta la risposta giusta. Eravamo a collegio, no? Collegio noi sardi eravamo guardati bene perché arrivavano i viveri dalla Sardegna quindi per questo eravamo molto amate, molto amate. Un giorno eravamo tutti così, c'erano tutte quelle del collegio e c'era la nipote di Mazzolari, quello che con Don Milani era stato estromesso perché aveva idee troppo comuniste secondo loro. La nipote però era molto modesta e poi io in quel periodo ero magrolina, ero presentabile, questa invece era piuttosto grassotta, no? Però era, ripeto, imprudente. Di fronte a tutti mi fa che voi meridionali, questa scuola ripeteteci, meridionali perché non mi piace, che sono che voi meridionali siete tutti sporchi e non eravate mani. Tutti quanti aspettavano la risposta naturalmente, e poi se hai la risposta sbagliata fai oltre la figura della sporca, fai anche la figura della permalosa, della stupida. Io mi sono guardata, lo sai Giuseppina si chiama Mazzola, Giuseppina sa una cosa, da noi c'è un bel letto, un letto non mi lasciata, e se ci guardate indovinate che è più pulita che noi sono molto
chiamati tutti i giorni. Però come finale voglio fare solo una domanda. Ma perché? A parte questa inferiorità e superiorità, che con l'età, io ho 88 anni signora, quindi io queste cose le guardo con un grande sorriso adesso, perché giustamente Lucia, che è molto sensibile, che è molto sensibile, ha detto che man mano che si arriva alla conclusione della vita, tutta la numeratura cambia e tante cose che sembravano così importanti non valgono niente. E questa cosa della superiorità o della durezza del cuore fa male ancora. Ecco, come che tutta questa però tenacia delle donne, io ho lavorato molto con le donne, no? Ho gestito anche. E com'è che in tutto il mondo questa grande energia, ma non solo delle donne, anche degli uomini, non si incanala su una bella parola, la pace. Grazie a Dana per le bellissime parole, anche per la bella ironia con cui ci ha raccontato tutto l'episodio della sua interessante, lunga e complessa vita. Di cui sono grata a questa cosa. Che non ho parlato di mia figlia. La prossima volta. Che non sono sposata. Martedì prossimo. Martedì prossimo parliamo ancora di donne, quindi. No. Qualcun altro vuole intervenire? Sono ammessi anche i maschi. Via tutto eccezionale. Una deroga. Va bene, allora intervengo. Con la quale ci conosciamo sempre. No, ma io non riesco a farmi sentire. No, ma l'esigenza del i genitori si sono venuti via loro per insegnare all'università, non c'era, ma per darla a bere. Allora, Angela fu una famiglia quasi normale, 4 più 3, noi eravamo 5 più 5, ma io ho avuto parenti alla Nosei, 4 figlie tutte femmine. La maggiore è andata a studiare ad Oxford e siccome si chiamava Lai, gli inglesi, che sono sempre aperti nei confronti delle persone di colore, non lo erano e non lo sono ancora probabilmente nei confronti degli asiatici, per cui Maria Bonaria, che si chiamava Lai e avevano voluto chiamarla probabilmente al retaggio della malaria, tutti gli dicevano: Lai, ma tu cinese, no? Ma tuo babbo cinese, no. Allora è chiaro che non era cinese, e questo della cinese è talmente rimasto che un nipote di Maria Bonaria si è sposato con una cinese e l'ossequio del lavoro che facevano i nostri praticamente hanno un bar alla Nosei. Il problema della differenza la si sente soprattutto quando qualcuno in generale la vuole anche sentire. A casa mia eravamo 5-5, non c'è stata nessuna disparità di comportamento. Diciamo che la possibilità di accedere agli studi è aumentata nei confronti dei piccoli semplicemente perché i grandi contribuivano, perché le famiglie funzionavano, cioè nella realtà probabilmente mio padre, che era reduce da una guerra di 10 anni di emigrazione negli Stati Uniti, avevano acquisito un'altra mentalità e ce l'hanno praticamente riversata su tutti, indifferentemente dai maschi e dalle femmine. Questa è una delle costanti, a tutti
quando andavamo fuori ci chiedevano, i persiani ci chiedevano se in Sardegna c'era l'energia elettrica. Non dappertutto, dicevamo. Perché effettivamente io ho assistito nel 1953 quando hanno acceso le prime 2 lampadine a Tiana, il giorno della festa di Sant'Elena, il 18 agosto. Quindi è chiaro che il sentirsi offeso perché qualcuno che magari viene da una nazione anche spesso più arretrata della nostra può avere questa cosa. Allora, il problema qual è? Che ognuno dovrebbe, per parte sua, riconoscere quali sono i limiti e soprattutto riconoscere quali sono le capacità dei dati. La collega ingegnere prima diceva c'è stato un primo ingegnere nel 52, noi oggi siamo architetti, la metà degli architetti sono donne e hanno sempre poi accesso come si chiama gli architetti donne? Le posizioni apicali anche nell'ordine, quindi diciamo che ognuno deve essere responsabile della sua parte. Grazie. Mi attaccare l'imbarazzo delle donne architetto e nella denominazione, perché con questa storia dell'elettricità tutto femminile potrebbe esserci momenti di imbarazzo. Eppure c'è una richiesta specifica per chiamarsi architette. Volete sapere? Nella maggior parte degli ordini professionali. Questa cosa dei nomi declinati al femminile come sembra l'ennesima presa in giro alla femminilità e alla valore della donna quando non singoli come le deputate del momento. Se ci sono altri interventi chiudiamo perché si avvicina l'ora canonica delle 8 che l'ora in cui in genere vi ringrazio tutti, spero che martedì prossimo per parlare sempre di donne, le donne che insegnano i mestieri, che tramandano i mestieri più tradizionali della Sardegna, i mestieri più antichi del mondo. Parlando dei nostri primati, le cose che ci dobbiamo montare. Sarà un piacere, grazie a tutti, arrivederci.